Eccellenza il prefetto di Agrigento. Distretto interforze pronto per la rassegna. 81esimo anno della festa della liberazione ad Agrigento, partecipata? Partecipata sì, ma soprattutto vogliamo lanciare da Agrigento quei principi di pace, di libertà, che sono valori universali che dobbiamo difendere giornalmente. Quindi il nostro compito da parte di rappresentanti istituzionali, ma di tutta la società civile, è quello di rinnovare, soprattutto in questa occasione di partecipazione, proprio questi principi fondanti della nostra Costituzione. Lo voglio rimarcare proprio il giorno del 25 aprile, proprio perché stiamo vivendo un momento assai delicato a livello internazionale, a livello europeo e anche nel nostro territorio nazionale. Quindi ancora di più oggi partecipa Agrigento a questa giornata di condivisione e soprattutto rimarcando questi principi che sono assolutamente incontrovertibili e che non possiamo mai trascurare nelle nostre azioni quotidiane. Quindi Agrigento c'è con tutte le istituzioni e con la società civile. L'ANPI presente oggi a questo 81esimo anniversario della festa della liberazione. Agrigento c'è? Sì, l'ANPI di Agrigento certamente c'è, questo è un anno importante, una celebrazione importante, arriva dopo il referendum dove c'è stata una forte affermazione della Costituzione e una difesa della Costituzione da parte delle fasce giovanili della popolazione che sembravano lontane e che invece hanno dato un contributo fondamentale. Tra l'altro sono loro quelli su cui la democrazia deve puntare perché sono loro il futuro. I partigiani erano ragazzi, erano giovani della loro età, diciamo, avevano 17, 18 anni, 20 anni e hanno costruito le condizioni di un'Italia migliore. A questi giovani bisogna affidarsi per continuare ad andare avanti, di fermare il riflusso, di vincere lo smarrimento e di avere una politica democratica seria per il nostro Paese.